È stata portata al pronto soccorso di Chioggia sabato notte, ma lunedì pomeriggio l'hanno trasferita d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale di Padova per la gravità delle sue condizioni. Attualmente una neonata di circa 5 mesi di Chioggia è ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica per un'emorragia cerebrale. Sul caso c'è la massima riservatezza sia da parte delle aziende sanitarie di Padova e Venezia, sia dai carabinieri che stanno indagando. È proprio questo a far pensare che la causa delle condizioni della bimba possa essere dovuta a un episodio di violenza domestica. La neonata sarebbe stata portata all'ospedale di Chioggia dalla madre e altri familiari e qui, secondo quanto riferito dall'ULSS 3, assistita dal pronto soccorso e dalla pediatria, dove sono state messe in atto tutte le azioni di cura necessarie. Ma l'aggravarsi del quadro clinico ha portato alla decisione di trasferirla a Padova. Cosa abbiano riferito i parenti della piccola a medici e carabinieri al momento non si può sapere, ma è fondamentale capire cosa le sia realmente accaduto, cosa abbia provocato questa grave emorragia. La causa potrebbe anche essere un maltrattamento in famiglia, come lo scuotimento, che soprattutto nei neonati è la prima causa di ematomi cerebrali, lesioni permanenti e spesso morte. La muscolatura del collo è tenera e uno scuotimento del neonato potrebbe far sbattere ripetutamente il cervello contro la scatola cranica, causando danni gravissimi.